Salve Yuri. Eccomi ragazzo. Allora? Beh, ecco, Beh, insomma, cosa? no, è che anche stavolta praticamente Basta, non dire altro, ho capito tutto. Maledetti bolsonari! Sì, no, lo so, effettivamente la sua situazione è un po' particolare, ecco, mi rendo Ma conto. dai, ho fatto 7 tamponi, Sì, non uno, lo so. 7 ho fatto. Sono 3 mesi e mezzo che sono chiuso qua Eh, dentro, va bene? capisco Io io. ho capito. Ragazzo, farò la stessa fine del compagno Ocalan. No, 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 Yuri, ma cosa sta facendo? Ma sta fumando? Perché non posso? Ma come assolutamente no! Lei ha il coronavirus, Yuri. Ah, ma non potete togliermi anche le sigarette, Eh. hai capito? A proposito, Sì, ti hanno raccontato come mi hanno fregato? no. Ero andato a prenderle e Mm. come sono uscito dalla tabaccheria, Sì? zac! Tampone Eh, con esito immediato e a casa. sì. Un agguato, ragazzo, un agguato e solo perché sono No, comunista. Yuri, io non lo so come sono andate le cose, davvero, e non posso neanche commentare. Invece, parliamo di cose serie. L'umore, come va l'umore? Come si sente? Oh, Sì, ma sei serio? sì, sì, Sei serio? sì. In questa prigionia politica non sanitaria mi chiedi come va l'umore? Yuri deve stare calmo, lo vedo un po' teso. No, no, un proletario non sa cosa significa rilassarsi. Un Sì, proletario deve stare sempre allerta perché basta un attimo sì. e poi tac, chissà cosa succede, no? Sì, però, Yuri, però bisogna anche avere fiducia. Le cose stanno migliorando. Si vede. Ascolta, se le cose migliorano Sì, è merito dei medici cubani è vero. e dei soldati Sì. sovietici che sono venuti a darci una Ma mano. Yuri, come i soldati sovietici? Saranno soldati russi, no? Al limite. Sovietici. Senti, Sì. ma così allora attacchi anche alla mia nostalgia, però, eh. Ma Non tu mi vole- chiami per sostenermi o per rompere i No, totani? Yuri, per favore. E comunque se la curva scende è merito dell'uso della mascherina e del distanziamento Eh. sociale. Che Distanziamento sociale 2 metri, vero? sì, Oh, lo sai che certi bolsonari li tengo a 2 chilometri di distanza, non 2 metri. però serve, però serve. Vabbè. Oh, invece, sai cosa? Eh, A proposito di distanziamento, sì. eh, mi vengono in mente le feste dell'unità di una volta. Ah sì? Ah, che bei tempi. Sì. Avresti dovuto vedere quella provinciale in Prato della Valle. Ma Eh. che tempi, ragazzi! Oh, e che Ah sì? compagne! Sì. Carne su carne, Ah, altro che distanziamento sociale. Oh, ok. ragazzo, mi viene ancora in mente la compagna Katiuscia. Katiuscia. Di che ingrumate sotto No, i tendoni. Yuri, per favore, un minimo. Cosa Eh, c'è? Ma ascoltami, ragazzo, sì. non ti piacciono le belle Ma, cose? ma sì che mi piacciono, però non è questo il Ah, punto. vabbè, però se non hai visto compagna Katiuscia non puoi capire, no? Sì, ma alle feste lei lavorava o si divertiva e basta? Perché, insomma, Ai miei tempi, eh, ai miei tempi fra proletari ci si dava sempre una mano, sì, ma lei di che cosa si occupava esattamente? alla festa dell'unità, Eh, griglio, grigliavo ok. con gli altri compagni per ore e ore, tutti a sudare gratis per il partito, ma poi ci si rinfrescava con di goti di Turbiolino e di Ah, Rabbioso. Poi sai, noi facevamo i turni per fare la guardia al tendone. ah, E allora i compagni che lavoravano in cucina ci portavano roba da mangiare, ah, polenta, mm, ossetti, polpi, trippa in brodo, roba così, insomma. capito. Sai cos'è la trippa, vero? La trippa? Mm. No, in effetti non esattamente, Ma ecco. vedi, dai, tocchi di stomaco di vacca. Ah, tocchi di stomaco di vacca, ok. Adesso Sì, hai visto?
Cosa? Da quando è venuta fuori questa moda dei chef. I cibi che ai miei tempi erano da poareti, adesso sono diventati cibi da padroni. Cioè? Una volta i Bolsonaro mangiavano caviale, Sì. aragosta, bevevano champagne, adesso si sono presi i nostri cibi e ce li fanno pagare a peso d'oro. Questo Hai capito? Sì. Guarda, c'è uno di questi chef che cucina fegadini di gallina con artrighe e te li fa pagare 60 euro al piatto, 60 euro, 120.000 lire con piatto di fegadini. Addirittura? Allora dico io, cari Bolsonari, volete prendere il nostro cibo da fuoretto e trasformarlo in cibo da signori? Benissimo! Tenetevi i nostri rognoni, le nostre trippe, le nostre antrighe, i nostri fegadini e in cambio però ci date l'aragosta e il caviale e il champagne. E no che ci prendete sempre tutto. E che cazzo! Beh, scusa, in effetti. Oh, ragazzo. Sì. Come dice il compagno Mauro, sta 3 giorni senza mangiare e te vedrai che dopo tutto si buono. Ma lo sai, Yuri, che più parlo con lei e più mi convinco che un po' ha ragione. Un po'. Il comunismo ha sempre ragione. Sì, mi dispiace solo che non posso fermarmi adesso, però ci vediamo la settimana prossima, eh? Ah, tra l'altro, la spesa gliela stanno consegnando, no? La spesa. Sì, okay. Grazie, siete gentili. Bene, Sì. bene. Però ragazzo, io non mi serve tanto roba da mangiare che qui non manca, che ti volevo chiedere un favore. Un favore? Se si può. Che favore? Mi dica, Yuri, mi dica. Se posso. Me mandi tu No. un po' di sigarette, dai, te prego. No, Yuri, no, non posso. Queste qua, no, rosse. No. Rosse. No. Come la lotta di classi. Sì, ma non posso, Yuri. Alcune classi trionfano, altre vengono eliminate. Lo sai chi l'ha detto, vero? No, non lo so, Yuri, non lo so. Mao Zedong! Mao non te sai niente! Yuri, arrivederci, ci sentiamo la settimana prossima. Sì, ricordati una stecca de rosse. Oh, a me ne piace rosse. Arrivederci, Yuri. Arrivederci. Avrà un contratto a termine. Guarda. Vabbè, tanto poi glielo rinnovano. Sì, tanto finita sta emergenza qua, attaccheremo con la zanzara del Nilo.